Innanzitutto grazie per l'invito e grazie per avermi permesso di poter toccare questo argomento, finalmente poter parlare anche un po' di come funziona la politica per i giovani, perché a quanto pare viene sempre visto come si dice, viene visto come un aspetto secondario, di cui che ne so, di solito lo lasciamo, lo releghiamo come qualcosa messo in secondo posto. Invece sono contento che finalmente addirittura una scuola di 2 giorni si conclude praticamente su un argomento del genere. Poi magari sono il meno adatto per parlarne, ma vedo che sono accompagnato bene, diciamo. Nulla, la pagina Facebook Socialisticamente è una pagina Facebook appunto che si occupa di fare satira politica principalmente. È nata abbastanza per gioco, è nata per caso, era praticamente questo scherzo tra amici che però appunto ci è sfuggito di mano. Al momento la pagina non ricordo più quanti follower conta, ma più o meno facciamo tipo come copertura dei post sono 2 milioni di copertura al mese. Quindi è veramente immaginate, una pagina nacque perché un mio amico mi disse: secondo me non dovresti scrivere pubblicamente, o meglio dovresti farle in forma anonima queste cose che scrivi. E allora disse: vabbè, proviamo a fare sta pagina perché prima o poi mi querelano, no? E adesso però è un problema perché la leggono molte più persone e ora è ancora più facile associare il mio nome a quello che scrivo, quindi devo fare ancora più attenzione. Però vabbè, scherzi a parte, finora non è mai successo. Comunque, per rimanere nel tema, la cosa abbastanza interessante della nostra pagina è che è per di più seguita da giovani di centrosinistra, quindi questo esemplare quasi mitologico, perché vedo Nannicini, non so se l'ha mai visto un giovane di centrosinistra, ma no, dai, qui ce ne sono un po', però fuori da qui sono quasi tipo la Fenice, tipo questi animali un po' rari, un po' mitologici. E appunto facendo buoni numeri, poi a un certo punto non tanto noi, perché noi non ce ne eravamo minimamente accorti di tutto ciò, altri si sono iniziati a interrogare: ma cosa è dovuto tutto questo? Perché noi non riusciamo a parlare con i giovani, voi invece avete un elettorato, cioè avete un pubblico di giovani di centrosinistra che sembrano anche abbastanza schierati, bravi, preparati. E ovviamente io ancora non sono arrivato alla risposta, però anche perché sennò probabilmente farei la darei a Nannicini, farebbe il segretario del PD e avremmo risolto, anzi probabilmente anche il Presidente del Consiglio, avremmo risolto gran parte dei problemi. Però appunto partiamo un po' dall'inizio. La pagina su Facebook va molto di moda un format di comunicazione che è chiamato meme. Ora, chi di voi sa che cos'è un meme? Per alzata di mano. Chi lo sa? Ecco, vabbè. Un meme è praticamente questo. Ora proviamo a farle, se ci riusciamo, quei potenti mezzi tecnici. Ecco, fondamentalmente... No, vabbè. Ok. Fondamentalmente il meme è un'immagine, una scritta abbastanza correlata all'immagine, e la caratteristica del meme è la viralità, cioè si diffonde. Questo l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale, abbiamo ripreso un manifesto del PD che ci sembrava abbastanza facile, molto telefonata, e ci abbiamo fatto questa battuta. Ovviamente, devo dire la verità, noi siamo abbastanza facilitati nel nostro compito, perché appunto, occupandoci di satira politica, spesso la politica decide di fornirci molto materiale. Voi scherzate, ma questa mappa, non so se si vede molto bene, ma questa mappa è
era davvero stata pubblicata dal Ministero dell'Economia e Finanze, e questa era, vabbè, a parte le grandi opere da completare, l'ultimo periodo del governo giallo-verde, vabbè, a parte che il Sud è abbastanza, cioè, non esiste, però la cosa molto divertente era la posizione geografica delle varie città. Non so, notate un attimo dove è Genova, qualcuno guardi dove è Bologna, ecco, Padova e Brescia, Brescia è finita in Trentino, Padova è finita praticamente a Verona, forse nel lago di Garda addirittura. Comunque questo è un esempio di come la politica con documenti ufficiali fornisce della satira involontaria. Qui invece fa addirittura satira volontaria, diciamo prima i toscani, ma la sillabazione in toscana è arrivata, non è arrivata, cioè, hanno qualche problema con l'elementare evidentemente. Tanto questa ha avuto pure un certo risultato politico, perché questa immagino l'abbiate vista in molti, è stato tipo forse uno nei primi 10 post, un po' più interazioni in Italia su Facebook. Però a parte questo, loro avevano fatto questa sorta di flash mob il giorno in cui la giunta, no, il consiglio regionale doveva votare una delibera di giunta che prevedeva l'assistenza sanitaria gratuita per i migranti. La Lega decide di fare questo flash mob. Molti di loro pensavano di avere appunto abbastanza successo, perché appunto diceva qua tolgono le risorse toscane per darle ai migranti. Ovviamente loro fanno questa cosa, commettono questo errore, e sui giornali si parla solo della mancata sillabazione, non del motivo. Quindi un po' si ribalta tutto il frame comunicativo della Lega. Diciamo che è stata forse la prima sconfitta comunicativa della Lega, ecco. Però hanno fatto anche in questo caso tutto loro. Questa però diciamo che quasi è satira volontaria, perché qui siamo un altro grande caso epico di satira volontaria. Arrivano i fondi per Molise, però per la regione dietro mi pare che siano le... Sappiamo tutti che il Molise non esiste, però confonderli con le Marche mi pare abbastanza eccessivo. Vabbè, questo è il giornale, no, questo era un fatto quotidiano che postava questa notizia, che appunto ogni tanto tutto ciò arriva in Cassazione, arriva al Tribunale, e a quanto pare si può dire che Salvini non ha mai lavorato, non è reato, e quindi è tutto perché Salvini era querelato, è accaduto anche questo, accadono pure queste cose. Ecco, questo è un meme, questo è un formato di meme un po' più particolare, e questo va un po' spiegato perché per chi non è avvezzo al formato del meme, praticamente si parla di tutte cose che a quanto pare esistono ma non esistono, tipo il fantomatico aggressore di Di Pietro. Vabbè, la nipote di Mubarak esiste, lo sappiamo tutti, il Parlamento ha votato che era la nipote di Mubarak, mica chi siamo noi per dire che non è così. Poi c'è uno che si dichiara presidente del Consiglio, e lì in piccolo c'è la nave da guerra che vabbè, solidarietà alla Guardia di Finanza, così la Pinotti è contenta. Comunque, questo per farvi capire un po' che cosa fa la pagina. Ecco, pubblichiamo un po' di queste cose qui, un po' di post che sono appunto scritti, qualche battuta scritta, cioè qualche battuta. Ogni tanto sconfiniamo anche nell'esprimere qualche opinione, però vabbè, quello forse non ci riesce troppo bene. Però no, comunque fondamentalmente facciamo questo. Ora, per rimanere sempre legati al tema, la questione è: sui giovani esistono due tipi di problemi, o meglio, la politica non riesce a parlare con i giovani per due motivi. Uno è legato al linguaggio, e su quello ci si può lavorare, perché comunque si ha bisogno di strumenti tecnici, dopo un po' si impara, e magari se la facessero i giovani sarebbe un po' meglio, però è un problema che si può risolvere. Il secondo problema invece sono gli argomenti di cui discute la politica.
E questo forse è un problema non da poco, più politico che tecnico. Ad esempio, io ricordo l'ultima campagna elettorale, uno degli argomenti dominanti era l'argomento delle pensioni, che sì, è un argomento che riguarderà anche i giovani, riguarda anche i giovani che un giorno andranno in pensione, che pagheranno i contributi, che lavorano e quindi pagheranno i contributi. Però, per esempio, su questo tema era abbastanza predominante rispetto a quello che poteva essere qualunque altro aspetto delle politiche giovanili. Cioè, non c'era lo spazio nei programmi dei vari partiti che veniva dedicato a questo argomento, tipo l'abolizione di quota 100, che in realtà danneggia in maniera grave l'introduzione di quota 100 che danneggia in maniera grave noi giovani, aveva degli spazi molto enormi nel dibattito pubblico. L'abolizione della Fornero, si discuteva ancora di riforma delle pensioni, però guardate, fateci caso, quant'è che si discute di giovani? Cioè, qual è il dibattito pubblico che parla di giovani? Probabilmente quello che sta avvenendo in questi giorni sull'ambiente forse è un unicum, però io capisco che come giovani siano elettoralmente una platea abbastanza ridotta ormai rispetto a coloro che hanno un'età più matura, diciamo. Però risulta appunto questo problema che sembra di far apparire un po' un partito statico, antico, ma soprattutto se non si riesce a dare una chiara idea del futuro è un bel problema per un paese come il nostro. E questo però è un problema che appunto non si può risolvere come si dice, in maniera tecnica, con degli strumenti, con della teoria, cioè, è un problema che va affrontato in maniera politica, cioè, forse questo è il punto su cui si discute poco, è un po' quali sono i bisogni dei giovani, perché io credo che se facessimo, e in realtà questo avviene, molti sondaggi lo misurano, viene monitorato tutto ciò, e appunto come si dice, se si chiedesse a un giovane quale pensa che sia la sua priorità, i suoi problemi, i suoi desideri, avrete delle risposte totalmente diverse a quelle che pensa il tipico, cioè l'esemplare tipico della classe dirigente italiana, che è di solito il cinquantenne maschio che in realtà non ha la minima idea di che cosa possa poi a noi interessare, e quindi si fanno delle proposte per i giovani, però sono tutte proposte che sì, ci toccano marginalmente, ma tendenzialmente o non ci interessano, o comunque quando ci interessano non ci creano entusiasmo. Quindi io direi di nuovo che il problema va risolto in maniera politica, non tanto in maniera comunicativa o tecnica, e forse su questo che bisognerà dedicarci un po' più di tempo, e spero che questo sia, cioè lo spero per voi, mi auguro che questo sia solo l'inizio di un confronto, di un luogo di discussione per poter discutere di questo tema che secondo me è molto importante. Grazie.